Il 2020 sarà per la nostra città l'anno del voto per il rinnovo del primo cittadino, al vaglio già i primi nomi che circolano e che la politica valuterà un'eventuale possibilità di candidatura alternativa all'attuale sindaco della città, Lillo Firetto. Si fanno già i primi nomi, come l'ex sindaco Marco Zambuto, c'è chi vorrebbe anche l'ex assessore Franco Miccichè. Lei è soddisfatto dell'amministrazione Firetto? Sì. Lo riconfermerebbe? Sì, lo riconfermerei. Chi potrebbe essere, diciamo, un candidato alternativo a Firetto, insomma? Franco Miccichè. Ricordiamo che ex assessore, no? Ex assessore, sì. Cosa ne pensa del futuro candidato sindaco di Agrigento? Chi potrebbe essere? Beh, in questa fase sicuramente abbiamo Firetto che sarà ricandidato. C'è questa voce che gira di un ritorno di Marco Zambuto, sarebbe opportuno anche un'altra persona che in questa fase è un pochettino prematuro parlarne, però i nomi che girano sono questi. Potrebbe farcela Firetto? Guardi, le dico una cosa, Firetto è una persona che tutto sommato lavora bene, per l'amor di Dio, anche se il popolo, che non sa realmente come stanno le cose, come si amministra, lascia un po' di critica verso Firetto, ma questo non significa niente. Chi fa politica attiva può anche dire benissimo che Firetto alla fine vedremo, è difficile dare un giudizio in questa fase. Invece di Firetto che ne pensa? Firetto bis, c'è Zambuto. Tutti stessi sono, tutti uguali sono, Bis, Tris, Zambuto, tutta la stessa storia, non cambia niente. Ma lei sarebbe per una riconferma di Firetto così? O preferirebbe un altro? Secondo me, veda, Lillo Firetto che oltretutto che è un amico, io conosco, sono di origine empedocline, è Lillo Firetto, con i suoi pro e con i suoi contro. Sicuramente non è molto conciliabile con una mentalità politica agrigentina, che Lillo Firetto deve comandare. Si parla di Zambuto, che ne pensa? Un ritorno di Marco? Marco ha una caratterialità diversa, forse è molto più idoneo all'agrigentino. Marco è più agrigentino, bravo, perché la differenza... Lillo no, Lillo è marinese. Ma più che marinese nel senso di differenziazione, Lillo è marinese nella caratterialità, che faceva valere anche a Porto Empedocle, perché Lillo è stato capace di liquidarsi Guarraggi o Filippo Casi e mandarli al loro posto nel momento in cui era il sindaco di Porto Empedocle. Ma dico, ciò non toglie che il mio rapporto di amicizia, di conoscenza con Lillo Firetto non mi ha mai consentito né di applaudirlo né tantomeno di criticarlo. È una realtà che appartiene alla maggioranza agrigentina. Per lei ha lavorato bene Firetto? No? Ma almeno insomma, ho visto lavorare, io penso che non è una persona cattiva, per me è stata una persona molto quotea. Posso semplicemente dire che rispetto al passato l'attuale sindaco è stato in grado quantomeno di assicurare l'ordinaria amministrazione e ha dimostrato anche, pur nelle condizioni finanziarie misere che corre il Comune, di conoscere il bilancio, di conoscere la realtà burocratica dell'amministrazione comunale, quindi è in condizione ancora di ripresentarsi e di sperare ancora di continuare ad amministrare il Comune. Chi potrebbe essere, secondo, si fa il nome di Zambuto per esempio, come lo vede? Un ritorno di Zambuto, poi decide sempre il popolo chiaramente, no? C'è chi parla di Miccichè, l'ex assessore. Non vorrei assolutamente calarmi nel fare il nome perché... Ma lei è soddisfatto di Firetto? Secondo me non è che sono soddisfattissimo, ma facendo il confronto con la realtà passata dell'amministrazione comunale di Agrigento credo che abbia dimostrato di conoscere i congegni amministrativi bene.